Benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Oggi è giovedì, quindi ci occupiamo anche di questioni che hanno a che fare con il sociale. Nella seconda parte saremo in compagnia del direttore dell'Immaginario Scientifico Serena Mizzan. In questa prima parte siamo in compagnia della dottoressa Virginia Rinaldi, psicologa, ricercatrice e soprattutto per quello che riguarda questo nostro incontro, coordinatrice dei volontari di ABC Burlo. Grazie per essere venuta nei nostri studi. Noi ci focalizzeremo intanto su questa campagna, devo dire la verità che insomma, a me piace molto, che si chiama Offri un caffè buonissimo, che è giunta al quinto anno e che andrà avanti fino a tutto febbraio per concludersi insomma, verso gli inizi di marzo. Esatto. Ricordiamo, dottoressa, intanto in che cosa consiste la campagna. Allora, innanzitutto grazie dell'invito. La campagna appunto giunge ormai alla quinta edizione, quindi penso che la maggior parte magari anche di voi la conosceranno già. Rinfreschiamo un po' però in che cosa consiste. È una campagna di solidarietà che unisce tutti gli esercenti e i cittadini di Trieste. La campagna nasce con l'idea di unire il caffè, che è un simbolo di Trieste, a un gesto solidale. Quindi i nostri volontari dell'associazione hanno distribuito nella città di Trieste, negli esercenti che hanno appunto aderito alla campagna, delle cassettine molto coccole, come si dice a Trieste, molto riconoscibili. Sono delle cassettine con un bambino che sorride, molto sì. Sorridente, sì, esatto. E l'idea è quella appunto di richiedere, no, unire le forze e donare un piccolo gesto, un valore, proprio un gesto simbolico, il valore di un caffè. Quindi l'idea nasce un po' proprio con queste cassettine ospitate nei bar, nei ristoranti, dopo si è ampliata a negozi, fiorerie, segreterie, e anche il CAI di Trieste ha aderito quest'anno, eccetera. E così i cittadini possono andare e donare un gesto simbolico, ecco, a supporto dei nostri progetti. Poi, Che abbiamo visto ovviamente anche fra l'altro alcuni degli esercenti che hanno aderito, stiamo vedendo Esatto, le immagini, esatto. sì. Sì, esatto. Quindi ecco, quest'anno sono stati 131 per l'esattezza gli esercizi commerciali che hanno aderito alla campagna, quindi c'è stata una grandissima adesione, siamo molto contenti e appunto stanno continuando ad arrivare. Infatti vorrei specificare che se qualcuno fosse interessato a supportarci in questa campagna Può può farlo scrivere ancora. assolutamente, può scrivendo a FIPE Trieste e decidendo appunto di unire, ecco, anche la sua forza e darci il supporto. Tra l'altro è una campagna che, dicevamo, è iniziata 5 anni fa, Sì. ma già è diventata abbastanza, come posso dire, attesa cioè quando per quella che è la mia esperienza, quando alcune iniziative come dire, vengono, si dice beh adesso tra un po' incomincia Certo. questo, tra un po' incomincia quell'altro, significa appunto che l'iniziativa di cui si parla insomma, gode di successo e insomma, per certi aspetti anche in questo caso anche di fiducia. Assolutamente, io penso che in questa campagna uno degli aspetti fondamentali sia proprio la rete che si crea, quindi sia la rete degli esercizi commerciali. I capofila di tutti sono FIPE Trieste e Confcommercio, in compagnia anche di Associazione Caffè Trieste e Solidarietà Trieste, che sono i nostri partner e veramente ci danno tutti un aiuto veramente importante. Oltre loro e quindi tutta la rete che attivano loro, ci sono i nostri volontari che si attivano sia con le reti a loro volta, con le proprie reti di conoscenza, e sia proprio in prima persona, perché poi sono i nostri volontari, gli ambasciatori di ABC che distribuiscono appunto le cassettine insieme alle locandine, tutto il materiale informativo in tutti gli esercizi commerciali. Quest'anno sono stati circa una quindicina di volontari a distribuire 130 cassettine, quindi hanno fatto un bellissimo e buonissimo
buonissimo lavoro, ecco. Quindi i volontari aumentano ogni anno, così come gli esercizi commerciali che aderiscono, e noi siamo felicissimi In di questo questo. senso come strutturate i volontari? Come Cioè, li organizziamo? proprio per la campagna Offri un caffè buonissimo, come vengono impegnati? Ok. Allora, i volontari, innanzitutto abbiamo dei volontari storicissimi, diciamo, quindi conoscono benissimo la campagna, mentre ai volontari nuovi viene spiegata la campagna, viene spiegato l'obiettivo della campagna, la durata, che appunto è andata da metà novembre a fine febbraio, inizio marzo, quindi è una campagna anche abbastanza lunga. Quindi si fa semplicemente un incontro, una piccola riunione, noi incontriamo i nostri volontari mensilmente, in cui appunto si raccontano tutte queste cose e si distribuisce poi il materiale che a loro volta i volontari distribuiranno insieme ad un foglio di raccolta firme, alla appunto liberatoria delle immagini che stiamo vedendo, insomma tutta una serie di cose e poi si creano tutte in precedenza, in realtà creiamo delle liste con tutti gli esercizi commerciali appunto che hanno aderito. Si danno queste liste ai volontari, le liste sono suddivise per aree della città per agevolare anche il loro lavoro, la loro distribuzione, e quindi ecco poi mi dicono appunto se hanno piacere di distribuire anche a qualcun altro magari che non è inserito nella lista perché magari non ha ricevuto la comunicazione eccetera o non l'ha vista e loro vanno di persona proprio a consegnare anche a questi. Quanti sono i volontari in tutto di In tutto abbiamo circa 120 volontari che è un attivi. bel numero. È un bellissimo numero, sì sì. Come posso dire, impiegati invece per Offri un caffè buonissimo, quanti ne sono? Oppure non è possibile? Circa una quindicina direi quest'anno, sì sì, abbiamo fatto la riunione a metà novembre, scusate, poi in realtà ne sono sopraggiunti perché poi le riunioni, insomma io incontro i volontari appunto anche qui mensilmente, i nuovi volontari, quindi le persone che vogliono avvicinarsi all'associazione, e a dicembre ho incontrato delle persone interessate e anche all'ambito della raccolta fondi, quindi poi sono entrati a far parte di questa iniziativa. Ecco, come dire, il fatto che l'iniziativa sia giunta alla quinta edizione, per quanto concerne l'organizzazione, significa che, come dire, essendo rodata, per metterla in piedi, come dire, ci si mette meno tempo oppure rimane comunque piuttosto impegnativa da allestire? Allora, per me quest'anno è stato il primo anno di cui mi sono occupata ecco, della campagna, quindi per me sicuramente è stata una bella sfida, però io credo sì che assolutamente, essendo la quinta edizione, è una campagna già rodata, e quindi ho anche ricevuto ecco, da chi mi ha preceduto tutte le indicazioni, però ecco, quest'anno abbiamo anche cercato, attraverso l'aiuto anche di altri colleghi, di puntare anche su come rinnovare un po' la campagna, no? Delle novità, delle nuove iniziative. Ecco, alcune di queste siamo riusciti in corso d'opera a implementarle, altre invece saranno ecco, tesori che implementeremo gli anni prossimi. E qui stiamo vedendo anche, con queste immagini, forse erano passate anche prima, però sì, effettivamente si vede, si riconosce che in alcuni casi si tratta appunto di locali pubblici, bar, certo, eccetera, e in altri casi anche, come desumo in questo, appunto di altre attività, no? Sì, 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 abbiamo veramente tantissime tipologie di attività che hanno aderito, dai ristoranti ai bar, quindi da tutta la ristorazione, ecco, con cui proprio si legano anche il nome Offri un caffè, buonissimo, però poi la campagna è espansa anche a appunto negozi di abbigliamento, scarpe, fiorerie, giocattoli, segreterie appunto anche associazioni sportive, sì, supermercati, sì, veramente tanti. E in quel caso non è che se si va là si dà la... Certo, si dà anche, diciamo sempre ovviamente poi l'invito, no, è quello alla donazione simbolica del valore di un caffè. Magari
prendi un caffè per te e lo offri ad un amico immaginario. Poi ovviamente c'è chi mette anche un po' di più, ecco, del valore di un caffè, anche quindi assolutamente. Allora, come verranno impegnati insomma, diciamo così, le cifre che raccoglierete, le donazioni? Che raccoglieremo? Quest'anno abbiamo deciso di devolverle al progetto Accoglienza, e in particolare alla Sesta Casa, che è stata inaugurata proprio nel 2023, quindi alla Sesta Casa di ABC, dell'associazione di Via Conti. E quindi ecco, andranno Ecco, a specifichiamo sostegno. adesso per una battuta, perché La Sesta Casa sembra quasi il titolo di un film. Cioè, allora, ABC ha alcuni appartamenti in città, Certo, esatto. ce n'erano 5 fino a inizio 2023, ecco, diciamo. E qui ce n'è invece uno. Nel 2023 poi, esatto, abbiamo inaugurato la Sesta Casa. In queste case noi accogliamo le famiglie che vengono da fuori città, soprattutto da fuori regione, e che devono intraprendere un percorso chirurgico importante, ecco, con i loro bambini. Nel 2023 vi do dei risultati, Sì. dei numeri più che risultati freschi. Nel 2023 abbiamo accolto in queste 6 case 200 famiglie, di cui la metà circa proveniente dal centro e sud Italia, quindi questo vuol dire che le famiglie devono fare viaggi molto impegnativi, sia da un punto di vista di tempo, sia da un punto di vista, ecco, economico, e quindi ABC ha scelto tanti anni fa ormai di ecco, dare accoglienza, ovviamente a titolo gratuito, per cercare di sollevare un po' le famiglie sia dalla fatica magari e anche dal dispendio di tempo di cercare una casa, di cercare un appartamento, e anche soprattutto, ecco, di accompagnarli un po' in tutto questo percorso. Noi ci piace sempre dire, perché effettivamente è così e magari ci contraddistingue poi da altre realtà, che per noi però l'accoglienza non è una mera accoglienza, quindi magari le famiglie devono prendere le chiavi da sole, in autonomia, le lasciamo no, in ospedale. No, per noi l'accoglienza è proprio una parola, il significato dell'accoglienza è a 360 gradi. Se no sarebbe un bed and breakfast. Esatto. Noi assolutamente questo non lo desideriamo, non è questo il nostro obiettivo. E per questo sono anche qui impiegati, diciamo, la nostra super forza lavoro dei volontari dell'associazione, perché sono loro che accolgono nel vero senso della parola le famiglie, aprono loro la porta di casa, consegnano loro le chiavi e spiegano anche tutta una serie di cose, danno loro una serie di informazioni, perché dobbiamo pensare che appunto la metà delle famiglie ospitate proviene dal centro e sud Italia, magari anche da paesini molto piccoli, sì. Magari c'è qualcuno che non ha neanche mai visto un autobus, per noi è una cosa così strana da pensare, sì, bisogna anche pensare a questo. Effettivamente sì, ecco. Allora, diciamo così, gli appartamenti rappresentano per certi aspetti adesso dico un termine che il core business, sì. di ABC Burro, però non è l'unica iniziativa appunto dell'associazione, ce ne sono anche altre. Intanto c'è il supporto psicologico. Esatto, il supporto psicologico in reparto. Come ha detto giustissimamente lei, l'accoglienza è uno dei progetti principali e direi che il supporto in reparto è un altro di questi. Il supporto in reparto si divide in realtà in 2 filoni. Perché noi abbiamo una psicoterapeuta presente nel reparto di diagnosi prenatale e accompagna appunto le famiglie fin dalle primissime visite che vengono a fare le visite specialistiche a Trieste, e magari mandate sia da regioni come il Veneto sia da più lontani. Quindi abbiamo una professionista appunto che affianca le famiglie sin dai primissimi tempi. E questo è un altro progetto molto importante in cui l'associazione crede veramente tanto. E il secondo filone, diciamo, è invece il supporto psicologico in reparto di chirurgia. Qua abbiamo 2 altri professionisti, 2 psicologi e psicoterapeuti
che sono presenti ogni giorno in reparto, diciamo sempre 365 giorni l'anno, compresi i weekend, compresi le festività, perché ovviamente i bambini purtroppo sono ricoverati anche nei periodi di festività e qui loro danno appunto un sostegno emotivo e psicologico quando viene richiesto alle famiglie e ai bambini e ragazzi. Ovviamente il Burlo ospita dai 0 ai 18 anni, è ovvio insomma che non forniscono un sostegno psicologico a chi ha 0 anni, però ai ragazzi più grandi anche. A questi 2 psicologi vengono affiancati i volontari, le magliette rosse, appunto. Quelle che abbiamo visto tra l'altro anche. Esatto, quelle che abbiamo visto prima. I volontari sono presenti anche loro in reparto tutti i giorni nel pomeriggio e passano con il carrello dei giochi e delle attività, proponendo appunto un po' di svago ai bambini ricoverati, ai ragazzi ricoverati, o se magari i bambini sono molto piccoli, magari qualche chiacchiera con il genitore o un momento così, ecco, mentre i volontari giocano con i bambini, i genitori possono un attimo andare giù, staccare un attimo, prendere un caffè, prendere semplicemente una boccata d'aria. C'è poi il progetto scuole. Il progetto scuole è un progetto relativamente nuovo, ormai siamo al 3° anno. Il progetto scuole prevede anche qui una nostra professionista, una psicologa, che va nelle scuole che decidono di aderire, ecco, all'iniziativa e propone una serie di incontri. Solitamente sono 3 incontri volti, focalizzati al giovane cittadino consapevole, alla nascita, all'accompagnamento, ecco, di un giovane cittadino Rientrerebbero consapevole. in quel concetto che la scuola italiana ha un po' vago di educazione civica. Esatto. I temi, diciamo, clou sono una sensibilizzazione, ecco, alla cultura del volontariato, dell'inclusione scolastica e passando anche per tutto un discorso, un lavoro anche sulle emozioni, sulla regolazione emotiva. Ovviamente è successo che appunto questa psicologa andasse a fare gli incontri, proponesse gli incontri magari anche in delle classi dove c'erano effettivamente dei bambini che erano stati bambini chirurgici o altri bambini o ragazzi, insomma studenti con una disabilità, piuttosto che anche dei bambini che erano semplicemente stati ricoverati al Burlo per interventi, ecco, un po' magari più semplici, si erano rotti il braccio, insomma, e quindi ecco, è attraverso anche questi racconti, i bambini poi si raccontano molto, che l'obiettivo, ecco, di questo progetto è far passare un po' il messaggio che in realtà la diversità è una cosa bella, siamo tutti diversi, per fortuna siamo tutti diversi, ma a volte anche la diversità ci accomuna, ecco. Poi c'è un progetto che è anche questo relativamente nuovo, che si chiama Tutela ai diritti. Sì, Tutela ai diritti è esatto, anche questo relativamente nuovo, ha appena finito nel 2023 il secondo anno. Si tratta di un ciclo di webinar rivolti sia alle famiglie diciamo, che hanno a che fare con il tema della disabilità, quindi qua non si esce dai bambini chirurgici, però si amplia lo spettro, diciamo, il ventaglio, quindi si parla di disabilità a 360 gradi. E quindi è rivolto sia appunto alle famiglie sia però a tutti coloro che hanno a che fare, vivono quotidianamente appunto la disabilità, ad esempio operatori sanitari, insegnanti di sostegno, eccetera. Quindi si tratta di un ciclo di webinar, hanno partecipato a questi webinar diversi professionisti, da appunto insegnanti, avvocati, persone proprio con
portatori, portatrici di disabilità che si sono fatti portavoce e sono stati affrontati veramente tantissimi argomenti e siamo molto contenti di come stanno andando anche questi webinar e, ecco, quindi è un altro bel progetto. E poi ancora così, insomma, facciamo proprio una panoramica la più completa possibile, ci sono anche delle iniziative che vanno, come possiamo dire, direttamente a finire in ospedale, insomma. Esatto, esatto. ABC supporta anche l'ospedale donando strumentazione specialistica, offrendo anche dei corsi di formazione per appunto il personale ospedaliero e collabora nel rendere il reparto un po' più a misura di bambino e anche nell'abbellimento del reparto, perché come ho detto proprio ieri ai volontari durante una riunione, noi uno dei nostri desideri è quello di non creare una discontinuità tra ciò che c'è fuori dall'ospedale rispetto a ciò che c'è dentro. Quindi anche ad esempio durante il periodo delle feste natalizie, il 24 è arrivato Babbo Natale in reparto, prima era arrivato San Nicolò, i bambini ricevevano dei regali, oltre appunto ovviamente all'abbellimento del reparto per far sentire i bambini non esclusi, non fuori da tutto ciò che sta succedendo appunto nel mondo al di fuori dell'ospedale. Allora, non mi ricordo mai quando nasce l'associazione. L'associazione nasce nel 2005. Quindi si avvia verso i 20 anni, si avvia 19 verso anni. i 20 anni, assolutamente. Stiamo già pensando a che cosa organizzare. Anche perché stavo pensando anche a questo, no? Se vogliamo, nel 2005 era tutto molto diverso, cioè voglio dire, la solidarietà si manifestava probabilmente nei tempi, nei modi cristallizzati per certi aspetti anche da anni, certo. Dove immagino che invece in queste sedie è una roba incredibile. Negli ultimi anni in rete si possono... Allora, parlare di beneficenza in rete in questo momento, con tutto quello che sta succedendo, mi sembra un po' pericoloso, anche se, devo dirlo, forse i problemi del Paese sono anche altri, ma questo è un altro discorso. Comunque, diciamo, vediamola da questo punto di vista. C'è un'evoluzione, insomma, certo. Nel corso degli anni. Assolutamente, c'è un'evoluzione. Io adesso siamo entrati anche in argomento, ci tengo solo a specificare che noi abbiamo un bilancio sociale che esce ogni anno, quindi siamo molto chiari e trasparenti su come vengono poi impiegate tutte queste donazioni. Ho fatto il riferimento perché, insomma, mi sembra che forse ci sono altri argomenti con cui aprire un giornale radio nazionale, ma ripeto, è una mia idea. È cambiato molto, direi che non è cambiato tutto, però è cambiato molto. Nel 2005, quando l'associazione è nata, veramente contava il papà e la mamma con cui appunto è nata l'associazione, pochi soci, la dottoressa Giuliani che appunto si occupa del supporto emotivo in diagnosi prenatale, quindi lei c'è da sempre praticamente, e quindi nasce, ecco, da questo desiderio dei due genitori di aiutare i genitori successivi. ABC nasce da un'esperienza personale, sì. No? Quindi nasce dal desiderio di aiutare i genitori futuri, ecco, a sentirsi accompagnati, sentirsi tutelati in questo percorso delicato. Ecco. Immagino anche che bisogna anche saper cogliere i nuovi strumenti è un termine che non è bellissimo, mi rendo conto, non è elegante, ma ci sono delle opportunità, degli strumenti per mettersi anche sul mercato, insomma, no? Dopo, fin dei conti, è brutto dirlo, però anche questo è, no?
Certo, anche. Infatti per quello anche ogni anno quasi stanno nascendo dei nuovi progetti, perché ovviamente noi in primis ci adattiamo e ci modelliamo alle richieste delle famiglie, no? Alle richieste delle famiglie da una parte e anche dell'ospedale, perché lavoriamo in completa sinergia con l'ospedale. E quindi appunto così nasce il progetto a scuola, il progetto ad esempio di tutele diritti, nasce proprio da una richiesta anche che ci era arrivata di un maggiore supporto a 360 gradi oltre l'ospedale, e anche per sensibilizzare sempre di più l'intera città di Trieste, ecco. Però voi potete contare, mi pare di aver capito, insomma, su un gruppo di volontari anche piuttosto giovani, insomma. Sì, assolutamente. Il nostro gruppo di volontari è molto eterogeneo, diciamo, anche come età, però assolutamente, soprattutto negli ultimi anni, devo dire, stanno arrivando molti volontari giovani. I volontari sono comunque attivi principalmente in tre aree, in tre progetti, quindi quello del sostegno e reparto, diciamo, di cui ho parlato prima, il progetto accoglienza, di cui sempre ho parlato prima, e il progetto di raccolta, tutti i progetti in realtà di raccolta fondi, come quello di Offri un caffè buonissimo, che quindi li vedono molto, molto coinvolti. C'è qualcuno che fa tutto, che partecipa a tutto, qualcuno che partecipa solamente ad alcuni, però ogni veramente aiuto è accolto ed è fondamentale, di fondamentale importanza, ed è veramente prezioso per noi, come lo diciamo sempre. È esatto dire, non vorrei che sembri una forzatura, però insomma, è esatto dire che ABC Burlo fa volontariato con il sorriso. Assolutamente. Cioè, forse questa è un po' anche la chiave di volta che spiega parecchio, insomma. Assolutamente. Cioè, noi qui parliamo di questioni, devo dire la verità, molto, molto serie e anche gravi. Io poi, non avendo figli, non posso nemmeno immaginare che cosa significa per una famiglia affrontare determinati problemi, anche se, insomma, da un certo punto di vista la mia famiglia un problema del genere l'ho affrontato, ma erano altri tempi. Però voglio dire, adesso detta così, siamo sempre contenti quando dobbiamo parlare con voi, non so, Bene, mia. questo ci fa assolutamente piacere, come ha detto bene, giustissimamente. Sì, i temi affrontati non sono semplici, infatti mi sta venendo in mente adesso la nostra formazione continua che noi proponiamo ai volontari. Non facciamo una formazione iniziale e poi basta. La formazione continua è anche proprio per questo motivo, perché i volontari che vanno in reparto, come quelli che vanno, che offrono il loro supporto nel progetto accoglienza, si trovano a dover stare insieme a queste famiglie, accogliere magari le famiglie o a giocare con loro, a chiacchierare con loro, a scambiare un sorriso quotidianamente, tutti i giorni. Quindi noi li affianchiamo in tutto il loro percorso, come affianchiamo le famiglie. Anche le famiglie, adesso pensando al sorriso, i nostri volontari sono i portatori e divulgatori del sorriso di ABC. Mi è venuto in mente un video che ho visto prima di una famiglia, anzi di due famiglie, la prima ospitata, la primissima famiglia ospitata, e un'altra che ci segue sì, ormai. abbiamo visto anche. Esatto, parlo proprio di loro, e anche loro, ecco, quello che mi rimane impresso è il sorriso loro, il sorriso della bambina. E quindi veramente si tratta di situazioni particolari, situazioni delicate sicuramente, quindi bisogna stare anche attenti, bisogna sapere cosa dire alle famiglie, cosa non dire, certo. Quindi quello sì, però ecco, se pensiamo anche al nostro bambino di caffè buonissimo presente nella cassettina, è molto riconoscibile da questo bellissimo sorriso da cui spuntano due dentini. Sì, cioè i dentini. Sì. Ultimissima domanda, se qualcuno vuole
mettersi in contatto con voi, magari offrirsi come volontario, eccetera. Fatto salvo che, come poi noi diciamo sempre, se uno poi venendo a contatto con determinate realtà non ce la fa, perché può anche darsi, uno può essere armato della volontà maggiore del mondo, però poi può essere anche che si scontra contro delle realtà che non riesce ad affrontare, ma questo è un altro discorso. Comunque, chi volesse mettersi in contatto con voi, come deve fare? Trova tutte le informazioni sul sito, andate su www.abcburlo.it, trovate proprio la pagina dedicata a vuoi diventare volontario e quindi lì. E colgo l'occasione per dire anche che chi volesse invece partecipare all'iniziativa Offri un caffè buonissimo può scrivere a FIPE Trieste. L'avevamo già detto prima, mi sembra, però ecco, si può ripetere, non c'è problema. Grazie allora alla dottoressa Virginia Rinaldi per essere stata nostra ospite, buon lavoro. Grazie a mille lei e a a tutti quelli che lavorano per ABC Burlo. Adesso pubblicità, poi parliamo dell'immaginario scientifico. Grazie mille. Allora, seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, siamo in compagnia di questo immaginario scientifico. Non potreste inventare delle poltroncine che dopo un po' che non cigolino, magari, o sono le mie ossa, ma non credo, deve essere per forza la poltroncina. Serena Mizzan, direttore dell'immaginario scientifico, grazie per essere tornata a trovarci. Allora, parliamo di tante cose, come sempre, di solito voi una ne fate, 100 ne pensate, poi vi mettete anche con questi del Museo della Bora. È bellissimo stare con questi del Museo della Bora, è bellissimo. Il Museo della Bora ha un'iniziativa finanziata dalla Regione Friuli Venezia Giulia che si chiama Altri Tempi. È un'iniziativa che vuole sensibilizzare la popolazione sulla questione del cambiamento climatico. I tempi sono i tempi atmosferici, non i tempi... Sì, ma gli altri sono i tempi di prima. Okay. È una specie di... non è un concorso, insomma, cioè viene data la possibilità alle persone di inviare su un sito che trovate facilmente, Altri Tempi, cercate Altri Tempi, Museo della Bora, delle immagini che ci illustrano un pezzo del nostro territorio del passato, però con un aspetto diciamo diverso, determinato da condizioni climatiche diverse, o una cosa particolare nel presente, o un pensiero, ma il tema è come cambiano i tempi, il tempo come dici tu. Nell'ambito di questa manifestazione, che viene fatta in collaborazione con il Centro di Meteorologia Alpino Adriatico, viene organizzato uno spettacolo al quale collaboriamo anche noi come immaginario scientifico, una specie di spettacolo misto di arte e scienza, come piace a noi, mescolare linguaggi diversi. Si chiama Bello Mondo, i protagonisti sono due, un giornalista esperto di divulgazione scientifica, Federico Taddia, e una climatologa, Elisa Palazzi. Questo spettacolo si tiene al Magazzino 26 nella Sala Luttazzi, che, che tutti conosciamo, non all'immaginario scientifico, ma alla Sala Luttazzi, sabato alle 17:30. Lo dico perché può essere utile saperlo ed è gratuito. No, questo insomma non guasta. No. Tra l'altro, se dovesse succedere che in questa iniziativa Altri Tempi, non so, poi chiederò a Lombardi a questo punto, se qualcuno inviasse delle immagini che erano veramente altri tempi, io come tutte le persone che ormai viaggiano verso una certa età mi fisso su determinate cose, io vorrei vedere delle immagini di via San Nicolò con le automobili. Io ricordo le automobili quando invadevano anche alcune zone della città, il Salotto Buono era pieno di automobili. Anche Piazza Unità. Piazza Unità, Piazza Verdi, Piazza della Borsa fino a una decina di anni fa, poco di più, però non ho più memoria di via San Nicolò con le automobili. Ho chiesto ai miei amici della libreria Minerva, dico, ma avete delle fotografie? Così, per curiosità, dice, era talmente brutto che chi vuoi che la fotografasse, quindi è vero anche questo, però insomma una foto da qualche parte se c'è. Archivio Journal Photo?
Guarda, io chiedo un po' in giro, ogni volta che posso chiedo, anche a Giovanni Montenero, ho detto ma hai qualche foto di via? E mi guardava come con dire ma tu sei veramente... Quindi se dovessero arrivare queste foto chiederò a Lombardi se me le Ma guarda, se me le il fa Museo vedere. della Bova è un museo molto particolare, non sta a me parlarne, conosciamo Vino Lombardi, lo possiamo chiedere. Ma è un museo di stampo, diciamo, antropologico, Quindi storico, racconta tanto della potrebbe anche tradizione, essere. della storia di questa città e quindi potrebbe anche Potrebbe essere, darsi. forse tra le foto che stiamo raccogliendo per un'attività C'è che tempo fino a un facciamo determinato insieme, periodo? c'è tempo fino a marzo, adesso la data esatta non quindi, me lo insomma, ricordo, c'è tempo. perché poi raccoglieremo insieme queste foto e quelle più significative, divertenti, interessanti, originali. Insomma, diciamo, non è un concorso fotografico in senso stretto, a noi interessano i contenuti, serviranno per l'allestimento di una mostra che faremo all'Immaginario Scientifico e che si affiancherà a un'altra mostra che noi abbiamo adesso, in collaborazione sempre con gli esperti di meteorologia del CNR, che ci mostra com'era il Canin ghiacciaio e com'è il Canin oggi. Sono due plastici molto precisi, fatti con rilievi dettagliatissimi, quello della situazione attuale su base storica, quello precedente, che ti fa vedere effettivamente cosa significa la fusione dei ghiacciai e te lo fa vedere in un posto vicino a casa. Quindi Perché per poi farti sappiamo che sì. quando è vicino a casa partecipi Sì, di più, sì. hai più È consapevolezza. come così, io mi ricordo su questo, lo cito più spesso, quando il ministro dei trasporti statunitense testimoniò mesi fa davanti ad una commissione del Senato e raccontava le questioni che hanno a che fare con il cambiamento climatico e venne interrotto da un senatore repubblicano, bisogna dirlo, che disse ma questo non è cambiamento climatico, si chiamano stagioni, e il ministro glielo fece ripetere 2 volte, dice può ripetere quello che ha detto perché insomma la figura è una figura abbastanza Certo. barbina, e poi il ministro dei trasporti disse lei confonde il cambiamento climatico con il cambiamento stagionale, insomma. Sì. E questo la dice lunga su una certa classe dirigente, ma vabbè, insomma, lasciamo Ma perdere. sai, la cosa, il nostro mestiere, quello di immaginario scientifico, ed è la ragione per la quale partecipiamo a progetti come questo del Museo della Bora, Alti Tempi, è quello di diffondere informazione. Sì. Nella speranza che questa informazione contribuisca allo sviluppo della consapevolezza di quali sono effettivamente i problemi, le questioni, e poi che ognuno possa scegliere cosa fare, ma Consapevole, adeguatamente, sì. esatto, Sì. con consapevolezza, Informato, sì. adeguatamente informato. Ma è vero anche che non c'è niente di più efficace in tal senso, come dicevi tu, delle immagini e possibilmente anche delle immagini di cose vicine. Io ricordo che un annetto fa circa venne non mi ricordo, uno scienziato dell'OGS e stavo per far partire la cartella. E ci portò delle immagini di quelle isole di plastica che ormai popolano gli oceani, eccetera, e devo dire la verità, non c'è niente di più appunto efficace di quelle immagini per farti capire un dramma come quello che si sta. Perché se uno ne parla, dice va bene, cosa sarà una bottiglia di plastica? La questione è proprio questa, no? Uno è ricondurre a qualcosa di accessibile, perché se si parla di cose troppo grandi, troppo lontane, troppo difficili. Sì, uno dice, tanto non fa per me. Alla fine non fa per me, quindi, che è poi il meccanismo che si usa nella divulgazione scientifica, cioè tu riconduci anche alla quotidianità delle persone, in modo tale che attraverso questo meccanismo uno riesca a fare dei collegamenti che poi sviluppano conoscenza, consapevolezza. Collegamenti per collegamenti. Quanto è importante il lavoro dell'immaginario scientifico nel far innamorare, diciamo così, o comunque insomma,
nell'interessare, che è più corretto, nell'interessare non soltanto le nuove generazioni alla scienza, diciamo così, divertendo nel senso etimologico del termine, cioè divertere, nel senso far pensare ad altro. Pensiero divergente, tutte queste cose. Allora, più che la parola che noi usiamo è curiosità. No? A noi piace come dire, suscitare curiosità nel visitatore, che poi è l'interessamento questo tipo. Come forse ricorderai, molti ricorderanno, noi abbiamo un marchio immaginario scientifico, IS, che però nel marchio sono disegnati come un segno esclamativo, un punto esclamativo e un punto di domanda, che sono che rappresentano il meccanismo che io non colgo sempre queste cose, infatti, ma se ci ripenso... Non è necessario che tutto sia sempre così esplicito e evidente. Però adesso lo racconto proprio per dare seguito a quello che tu hai detto. Per noi è il meccanismo del nostro funzionamento. Ti faccio vedere qualcosa che generi curiosità, perché prima aveva la stupefazione, no? Cos'è? E poi noi cerchiamo di fare in modo che le persone si chiedano: ma veramente cos'è? Cosa funziona? Cosa serve? Ed è attraverso questo percorso, quando tu crei interesse, l'interesse ti porta a farti delle domande e il museo prova a darti delle possibili risposte, che forse sono già dentro di te. E da questo meccanismo si alimenta la curiosità, la conoscenza, e noi pensiamo che si favorisca una crescita. Vi siete mai, come vediamo se riesco a porre la domanda anche vi siete mai posti dei limiti? Cioè a dire questo è troppo? Nel senso, vabbè, è troppo lunga, però chi ha voglia, cerchi su internet, persino Mel Brooks una volta di fronte a una sua battuta disse no, questa non la... Nel senso, avete mai detto di fronte ad un'idea, di fronte ad un progetto, fermiamoci? Dunque, esistono dei confini all'interno dei quali noi stiamo. E per forza di cose. Per forza di cose, no? Quindi dove più di confine io preferirei parlare di cornice, no? Una cornice di metodo che guida il nostro operare, che non è esattamente l'idea del limite, perché per definizione se abiti in un contesto scientifico sei portato a pensare di voler superare però c'è un rigore della conoscenza. Facendo divulgazione ci sono, diciamo, delle cornici, proprio perché la parola limite mi piace meno, no? La parola cornice mi dà più il senso di un quadro all'interno del quale noi ci muoviamo, che è una stima dell'accessibilità dei contenuti. Adesso non possiamo affermare che tutti i contenuti possono essere accessibili immediatamente, quindi alcune cose sì, però ci rendiamo conto, no? Questo è un po' troppo, possiamo usare questa formula, questo è un po' troppo. Poi ci sono confini di altro tipo che invece sono molto importanti, che sono i principi di correttezza che noi ci poniamo. Se raccontiamo qualcosa, dobbiamo essere certi che nel raccontarlo non superiamo quello che è il limite della verità, per quanto questa sia tale, definita in ambito scientifico, cioè un punto di convergenza della comunità, e questo sia chiaro, che non ci siano fraintendimenti, sono dei limiti che sono più di tipo etico. Noi dobbiamo essere chiari e onesti nei confronti del visitatore e dire quello sul quale sappiamo che la comunità scientifica conviene. Chi visita l'immaginario scientifico? Perché anche questo deve essere in qualche modo sottolineato, no? Allora, stiamo lavorando sull'analisi dei nostri visitatori, perché anche noi siamo vittime dei nostri pregiudizi, come tutti. E siamo arrivati a fine anno, e di un anno che per la prima volta, è bene sottolinearlo, l'immaginario scientifico ha potuto operare in una condizione di normalità, con tutto lo spazio a disposizione, senza limiti determinati da situazioni straordinarie come potevano essere il Covid, quindi abbiamo cominciato a
a poter ragionare senza... questo è sì. Il museo, questo è il nostro pubblico. Allora, do un paio di numeri perché per poter rispondere è bene anche quantificare. Sono circa 50.000 i visitatori che hanno visitato le nostre sedi, 40.000 al Magazzino 26, 10.000 alla sede di Pordenone, che noi, come ricordo, spesso abbiamo. Di questi 50.000, che adesso tratto complessivamente, 30.000 sono costituiti grosso modo 30.000 da scolaresche, e che è un dato eclatante, perché significa che 20.000 non sono scolaresche, che è un dato molto alto, molto interessante. Le non scolaresche sono costituite per quasi la metà da vero e proprio turismo, cioè da persone che non abitano nel circondario. L'altra metà è costituita da persone, prendiamo a riferimento la provincia come territorio di riferimento, sono tantissime famiglie e gruppi di famiglie. Si sta costituendo un tipo di pubblico rappresentato dagli escursionisti della domenica che in famiglia vengono a vedere l'immaginario scientifico. Considera che noi abbiamo mediamente 100-150 persone il sabato e altrettante la domenica. E queste persone, ripeto, sono costituite molto spesso da, chiamiamole famiglie in gita, e infatti per questo tipo di pubblico noi abbiamo messo a punto adesso dei servizi dedicati. Cosa succede? Al museo tutte le domeniche alle 11 e alle 16:30, diciamo in due momenti chiave, perché o vai al mattino ma alle 11 sei ancora lì. Mediamente una famiglia rimane in visita da noi 90 minuti, 2 ore, un'ora e mezza, 2 ore. Quindi apriamo alle 10, più o meno a quell'ora lì, catturiamo quelli che sono entrati all'inizio, quelli che sono venuti dopo e poi alle 4 prendiamo il pomeriggio. Facciamo degli interventi molto brevi che, usando gli exhibit che sono a disposizione, con l'aiuto di esperti, approfondiamo un tema o diamo la possibilità al pubblico di fare qualche esperimento. Cosa significa? Significa che al di là delle quasi 100 postazioni interattive che sono sempre a disposizione, facciamo dei piccoli spettacoli di scienza o dei brevi interventi di approfondimento. Noi li chiamiamo te lo spiego io, te lo racconto io, cioè lo specialista di una materia te lo racconta. Faccio un esempio comparato, se no non si capisce. Prossima domenica 13, se non 14, scusami, domenica 14 ci sarà un esperto di neuroscienze che, usando gli exhibit della sezione della percezione, ci aiuterà a capire come funziona la nostra memoria e quali tipi di memoria noi abbiamo, no? Per cui noi tutti abbiamo, facendo degli esempi anche qui molto concreti, no? Tutti guidiamo la macchina. Sì. Quindi abbiamo memorizzato tutto quello che serve. Ma se io ti chiedessi di spiegarmi a parole o di darmi ragione di tutto quello che tu fai quando guidi la macchina o quando scrivi, faresti una fatica terribile, perché non stai lì a pensare adesso con la mano destra. In quel senso, sì, certo. Lo fai perché hai memorizzato tutto questo che sta su un livello diverso. Nelle questioni della memoria, guarda, sulle questioni della memoria... Implicita ed esplicita. Ma è qualcosa di incredibile, perché per esempio io ho in genere buona memoria, però adesso non so come si chiami, se c'è una definizione, associo molto spesso la cosa che mi serve ricordare ad altro. E in questo senso, per esempio, quando si tratta di andare alla ricerca di servizi nei nostri archivi, delle volte poi sai che l'archiviazione uno archivia con dei titoli molto, molto particolari, eccetera, però in genere se io devo trovare, è capitato questo pomeriggio, se io devo trovare qualche cosa di particolare, in genere ricordo che quel servizio è stato fatto
in una giornata in cui è accaduto dell'altro. E questo infatti è una questione di associazione, molto probabilmente dipende, forse ci sarò stato abituato durante i miei studi, perché associo sempre ad un film, associo un altro film che magari non c'entra niente, ma che ha dei riferimenti, che probabilmente si chiamerà memoria associativa, non lo so. Ma la cosa importante che tu stai mettendo in evidenza è che all'immagine scientifico puoi trovare lo spunto per riflettere su cose che ti riguardano, perché la memoria ci riguarda tutti. È ovvio che non possiamo dare tutte le risposte a ciascuno in quell'intervento, però un modo divertente per soffermarsi a riflettere su una cosa così determinante poi nella nostra vita di tutti i giorni e riflettere in modo analitico con l'aiuto di qualcuno che ha le competenze tecnico-disciplinari per poter affrontare, non ti porterai a casa tutte le risposte. No, però è un'occasione. La domenica successiva parleremo della luce. Quella ancora dopo parleremo del coding, cioè ogni domenica c'è un argomento coding, no? Della programmazione che ci riguarda, poi abbiamo parlato cambiamenti climatici, però tutte le domeniche affrontiamo un tema ogni domenica diverso. Ok. Ci sono dei calendari mensili che possono essere consultati. 2 volte mi pare di capire. Cioè, sì, 2 volte, lo facciamo la stessa cosa alle 11 e alle 16:30. Non c'è bisogno di appuntamento, non c'è bisogno di niente. È un modo per animare, diciamo, il museo in un punto particolare, in corrispondenza di un exhibit. Ecco, cioè, a seconda c'è un exhibit particolare che può fungere da scenografia. Diciamo. Esatto, che viene usato in modo particolare, sulla base del quale possiamo fornire informazioni di approfondimento, aggiuntive o su temi di attualità. In questo modo noi questa serie di attività l'abbiamo chiamata E Domenica col punto di domanda. E domenica cosa faccio? Come fa? E domenica, no? Quante famiglie si chiedono? E domenica? E domenica, sì. E noi diciamo, e domenica? Questa domenica, se volete scoprire qualcosa di più sulla memoria. E un'altra domenica sulla luce. Sì, cioè, voglio dire, e anche qui, come parlavamo, come discutevamo anche con l'ospite precedente, le cose funzionano quando determinate realtà, come la vostra, come appunto anche altre, non danno niente per scontato. Cioè bisogna star continuamente, come dire, con gli occhi, con le antenne aperte e cogliere. Beh, sai, se noi puntiamo sulla curiosità altrui, diciamo che dobbiamo essere un po' curiosi anche noi. Dobbiamo essere un po' curiosi anche noi. Cerchiamo di essere attrattivi e inclusivi, ovviamente, le due cose devono andare insieme. Sappiamo, è il caso di dirlo, che arrivare all'immaginario scientifico implica un po' un impegno, perché tra cantieri, strade chiuse, betoniere, l'autobus che fa fatica, insomma sappiamo tutti che la situazione in Portovecchio... Beh, però adesso insomma dovrebbe... Noi siamo molto fiduciosi perché vediamo che diciamo, sul lato verso la ferrovia effettivamente la strada con una, speriamo, veloce apertura verso la stazione renderà più facile l'accesso. Per cui noi, insomma, per attirare un po' le persone in un posto che è meraviglioso, perché non dimentichiamoci che siamo in un contesto potenzialmente straordinario, Portovecchio è un posto meraviglioso, e quindi all'interno di questo edificio così austero far accadere cose, come dicevi tu all'inizio, che alimentano un po' anche il pensiero divergente, ci sembra anche un bel contrasto. Sì, no, giusto, difatti. Poi è anche vero che voi avete anche il logo molto colorato, dove essendoci il rosso uno subito viene attratto da... Il rosso accende l'attenzione. Volevo chiedere ancora, qui abbiamo ancora un po' di tempo, sì, 3 minuti. Iniziative, allora, ci sarà questa mostra che... mostra altri tempi, diciamo, sarà all'inizio dell'estate, credo, mentre la mostra del Canin è già aperta. Altre iniziative, diciamo, più adesso è brutto dirlo, ma insomma,
più grosse, magari più evidenti, eccetera, sono in programma in tempi relativamente brevi? Ma in tempi relativamente brevi abbiamo quelli che ormai penso siano dei classici in questa città, che sono FameLab, Ah, beh, sì. che sono le Olimpiadi delle Neuroscienze. Poi apriremo una serie di azioni. FameLab è quella che gli operatori I fa ricercatori in sketch. 3 minuti Sì, ok. devono raccontare l'oggetto della loro ricerca, quindi la via di mezzo tra uno spettacolo e la divulgazione Sì, scientifica, sì. un talent. Non cito le nostre attività per le scuole, perché insomma le diamo quasi per scontate, ma è bene ricordarne, perché appunto questi 30.000 ragazzi delle scolaresche meritano attenzione e ci sono per loro cataloghi di attività specifiche con laboratori. Di fuori di questo ci sono le attività che ti ho detto, un progetto che si chiama What If, che è fatto grazie a questi PNRR, hanno anche aspetti concreti, insomma, ogni no? tanto. Conosciamo, gestito dall'università, in particolare dall'Università di Trieste e dalla SISSA, che hanno affidato a noi il compito di spiegare alla popolazione un concetto che viene riassunto dalla Comunità Europea nel What If. Cioè, Cosa sei? Che significa spiegare le relazioni di causa-effetto. Nella complessità ogni azione avrà una conseguenza e quindi qualsiasi cosa si faccia si può pensare Questo è che anche ha un delle grande insegnamento morale. Cambiando ciò che si fa possiamo avere scenari diversi, costruire scenari diversi. Questo sarà quando? Queste sono attività che inizieranno a primavera e che in estate coinvolgeranno l'intera popolazione. Allora, se volete sapere di più dell'immaginario scientifico c'è il sito, ormai il sito vorrebbe nemmeno, però insomma giova ricordarlo. Orari di apertura? Orari di apertura martedì, venerdì dalle 9 alle 13, sabato e domenica 10-18. Grazie a Strena Missan, che dell'immaginario scientifico è il direttore, per essere stata con noi. Magari ci vediamo prima che incominci questo What If. Assolutamente così sì. Continuiamo anche, con molto piacere. Così continuiamo anche a parlare. Grazie a tutti, ci vediamo domani. Domani è venerdì, quindi c'è Trieste d'Arte e prima il venerdì lo dedichiamo allo spettacolo e alla cultura in senso stretto. A domani, arrivederci e buona serata.